Tra il materiale sequestrato dai carabinieri personal computer e decine di DVD hard di ogni tipo, una vera ossessione, a quanto pare, per un accompagnatore di una squadra di calcio della Castellana, su cui ora pesa la gravissima accusa di violenza sessuale aggravata perpetrata ai danni di adolescenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni. L'uomo, un quarantenne padovano, dava una mano come tuttofare presso una società calcistica della Castellana, una società dove, a volte il caso è davvero beffardo, operava tempo fa un massaggiatore ottantenne condannato l'anno scorso a 7 anni di reclusione per aver abusato di altri baby calciatori. Il quarantenne aveva modo di avvicinare e di circuire i ragazzini un po' ovunque, dal pulmino su cui li trasportava agli allenamenti agli spogliatoi. Alcuni episodi si sarebbero consumati addirittura ai margini del rettangolo di gioco, fino a quando una delle giovanissime vittime ha deciso di dire basta. Un giovane non si è neanche aperto con la famiglia, ma ha ritenuto di aprirsi con i propri insegnanti, e i propri insegnanti sono quelli che poi si sono rivolti all'Arma dei Carabinieri per dare un po' la schiusa di questo fenomeno che si stava verificando. Le indagini dei carabinieri di Castelfranco, coordinate dalla procura padovana, hanno portato alla luce una realtà, se possibile, ancora peggiore. L'uomo spediva materiale esplicito via telefonino alle sue vittime, che spesso, per paura, tacevano. Il vaso di Pandora si è scoperchiato quando gli investigatori hanno cominciato a sentire le potenziali vittime. Andava avanti da circa 3 anni e gli episodi sono sicuramente numerosi. Adesso cercheremo di verificare quanti ce ne sono stati, anzi eventualmente invito coloro che dovessero essere a conoscenza di episodi non a noi noti di farsi avanti e di parteciparceli. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità davanti agli inquirenti, ai quali avrebbe anche chiesto di essere curato per i suoi atteggiamenti perché si ritiene malato.